40, 45, 50, 55 andranno a cercare un posto al sole in questa gara. Il sole per fortuna già ci sta baciando, sono quasi 200 concorrenti al via, forse un record per questa manifestazione, per queste manifestazioni regionali. Attenzione, lo sparo, partita la gara. Raccoglie gli applausi nel primo d'arrivo per questa sua gara dominata dopo il primo giro. Massimo Cigana, Biotecna Marcon, prima vittoria nel campionato regionale. Alle sue spalle un ottimo Giorgio Zampa, ancora Biotecna Marcon. Arriva al terzo posto Paolo La Placca, Robert Running Team. Grande gara anche la sua. La Placca davanti a Matteo Goppo, il numero 60. Viene a sostituire anche Nicola Perin. 130 concorrenti con i M60, 65, 70 e oltre, e poi categoria master, tutte le categorie master donne, che sono un numero di una settantina, intorno agli 80 concorrenti al via. Anche questo è un record. Ed ecco lo sparo, partita la gara. Primo giro grande iniziato, sono 2 giri grandi del percorso da effettuare per queste categorie. Vediamo Augusta Serci della Biotecna Marcon che ha allungato, ed è l'arrivo di Giorgio Centofante, applausi per lui. Ha dominato in lungo e in largo questa gara. Nel frattempo sorpasso per la seconda piazza, ed è Lorenzo Andreose che va a superare Gianni De Conte e va ad aggiudicarsi quindi la seconda piazza del portacolore della Cyclus. Grande gara anche di Gianni De Conte in terza posizione. Ci sarà al quarto posto, mentre vediamo che ha allungato Serci nei confronti di PL. Augusta Serci, bravo, 13, vediamo arrivare Moito Marchetti in quarta posizione, poi Augusta Serci davanti a Sabrina Viel, e con Augusta Serci vince la gara femminile davanti a Sabrina Viel. Poi in terza posizione per la gara femminile Jessica Doria, che va ad aggiudicarsi quindi la terza piazza. Arriva Odone Tubia e in quarta posizione per le donne 59. Arriva Anna Busetto della Due Torri Noale, e poi in quinta Claudia Moro della Trichiana. Sul tempo viene a concludere anche Mirko Fantuzza, l'audace Noale, ed ecco sul traguardo Silvia Beceglio dell'Atletica Dore. Arriva Michele Alzetta della Libertas Milano e conclude anche Paola Zanardi della Visciabona. Bravissima Claudia. Il numero 65 conclude la sua gara anche Licia Dall'Agnela delle Spagna insieme, e alle sue spalle c'è Caterina Doro della Verce Annuale. Seguono gli arrivi, arriva anche con il numero 11 Erika Casanova, Pyrex Belluno. Abbiamo qui il vicepresidente vicario della FIDEL Giuliano Corallo, che anche lui molto interessato Leandro, a legare. Katia Vergnano, anche lei, Gas Industria.
conclude la sua gara. Guardate. Per me. Oddio, sei a seguire adesso. No, adesso la maglia di Rana, se non lo si la maglia gialla, state ingannato dai colori della maglia. Per forza, è l'aria ragazzi, vedete? Continuano gli arrivi. Mentre stanno scalpitando davanti al cancelletto d'ingresso le concorrenti della gara giovanile, la prima gara giovanile, le ragazze, quasi 200 concorrenti iscritte a questa gara. Avanti! Avanti! Adesso preparo che iella, il vento è qua. Mentre ricordo che chi volesse vedere foto di questa manifestazione può consultare la pagina Facebook del Comitato Regionale Veneto e già da questo pomeriggio potrà vedere le foto scattate da Edward Ardelean, uno dei fotografi ufficiali della FIDEL per le manifestazioni regionali. Edward Ardelean è lui, e qui che sta scattando all'impacciato. Avanti! Oh, con l'amico l'orologio. Cassettino, ciao, Ciao! Paolo, come stai? ghiacciato, HT però te vedo via. Voglia. Sempre così qua. 190 concorrenti al via per quanto riguarda la categoria ragazze. Continua il plus le società, poi la Piave 2000 con un inserito gruppo Atletica Raffaele X1, Belluna Atletica, Atletica Feltre, Atletica Cortina, Atletica Dore Tocallena, il gruppone delle Fiamme Oro giovanile, altro gruppone della Vis Avano, poi ancora Plus Padova, Galliera, Lette di Cara, poi di Scopolo Rovigo, Mogliano con un gruppo nutrito. Mogliano, dicevo, Ponzano, altro gruppo Fiore Treviso, Ciclo Ultralight Vittorio Veneto, gruppo Atletica Vedelago, Sernaglia, altro gruppo corposo Federobba, Vittorio Atletica, Garcinoale, Veneto Rames, Atletica Murano, Biotecna, Marcon, Riviera del Brenta, Coin, Jesolo Turismo, Atletica Sandona, gruppo Atletico Bassano, altro gruppo numeroso, Manostica, altro gruppo numeroso, Atletica Schio, poi Sportivo Due Ville, gruppone della CSI Provincia di Vicenza, poi Atletica Nevi, Atletica delle Risorgive, poi Marconi Cassola, anche questo gruppo molto corposo, Expande insieme a Verona, numeroso anche questo gruppo, Serva Bologna, Intrepida. Queste sono le società rappresentate nella categoria ragazze. Qui non facciamo pronostici perché nella categoria ragazze è difficile qualche nome che potrebbe essere citato, ma diciamo che le cose vanno. Eccole che stanno entrando scalpitanti le concorrenti della categoria ragazze. Aspetta che quasi Dio li prende. Ma sto qua apposta. Proprio qua. Anche qui uno splendido colpo d'occhio, 190 ragazzine
12 e 13 anni che si stanno mettendo in gioco in questa prima prova del campionato regionale. No, Adrio! Ai vostri posti! Partita la gara, anche qui un'immagine con circa 200 ragazze impegnate in questo percorso. 176 si tratta di Raffaele Peluso davanti a Valentina Torinato, la pubblica Fontana, questo è il primo giro. Bellissimo! Questo è andato! Che bellissimo! Quindi vittoria in questa prima gara per Raffaele Peluso. Avanti, avanti! Oddio, favorita. Adesso non cansa che fa male, dai più la bocca. Quindi la nostra cammina che si giudica Cavolo, questo si è attaccato, Avanti! davanti a Valentina Torinato dell'Atletica Fontana. Dovrebbero essere questi le prime due concorrenti, ma la realtà sono molto più frequenti. Gran lavoro per i giudici per mantenere l'arrivo dei concorrenti. Avanti, avanti, avanti ragazzi, forza, avanti, 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 avanti! Avanti, avanti, avanti! Anna! 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 Della gara della categoria ragazze abbiamo Avanti! anche Cipriano Giorgia! dovrei citare alcuni degli sponsor di questa manifestazione. UCR, luce forte automatica, Extra Energie, LB, Castellinago, CP Passa, SG2 Macchine, SG2 Macchine Concentrici, CM Serramenti Classici, Nuova Marcia Serramenti, Elettrici Cecili, impianti elettrici, sistemi contabili, Studio 7, soluzioni telefono visibili, PMG, soluzioni automatizzate, Pettinone Cosmetici, IFP Europa, Sine, Easy, Cinisura, Prezzi Serramenti, GS Industries, Apparature, Architetto Palingratiano, Giorgi Servizi Ambientali, Birollo, Prefabbricati, Cucinato, Giovanni Impianti. Una gara molto partecipata, circa 150 partenti alla gara ragazzi. Vediamo che si stanno allineando sulla linea di partenza, anche per loro 1 chilometro da percorrere. Fermi dietro con i piedi dietro la linea, poi potete scatenarvi. No, si sei messo Adrio, guarda. Ai vostri posti! Ecco lo sparo, partita, la gara ragazzi, 150 concorrenti circa al via, 148. Quindi anche qui un foltissimo gruppo di partecipanti di questa gara. Non è che gli altri non abbiano fatto qualcosa per contenere lo strapotere di Lorenzo De Fanti, arriva praticamente, non sembra nemmeno affaticato. Tu ti sei fuori! Tutta roba sulla stampante. Anche Proviamo un altro. un Montresor arriva, è arrivato anche Gassan Sarà e sono 131 concluso e con 98 anche Marco Supizza, perché Supizza è in seconda posizione, quindi dominio assoluto di Lorenzo De Fanti è impressionante anche come dominio, perché è capitato altre volte di vedere gran finali di gara
ma qui c'è stato un differenza di classe incredibile nei confronti di tutti gli altri concorrenti che comunque il merito di aver affrontato con grande impegno e ottima anche la condotta di gara del secondo, anche per lui belle qualità, messe in evidenza Marco Stupiglia della nuova atletica città di Sia. Grazie. Io 187 iscritti, almeno qui possiamo vedere anche qualche, possiamo azzardare qualche pronostico. No? Ecco lo sparo, partita la gara e dovremmo percorrere 1500 metri, quindi un giro piccolo. Elisa Clementi che attacca e allunga, Elisa Clementi, applausi dal pubblico che sta ai fianchi del percorso. Elisa Clementi davanti all'operatrice, cosa grande, arriva la sfortunatissima Sofia Canon, vittima di una caduta a 150 metri dalla conclusione. Ma sicuramente altre occasioni. Arriva anche Mario Faccina nelle 2000 e poi con il numero 80 c'è l'arrivo di Francesca Piccolo della Valle di Adene. E qui quello grosso per mostrare tutto il palcoscenico, no, oppure vai in fondo. Conferma tutto il suo valore. Elisa Clementi della provincia di Vicenza che tiene una grande gara di Elisa Clementi, altrettanto grande Sai dove vai? grande gara anche per Sofia Colante, fortunatissima. Tutti sono tornati quando si perde terreno in quella fase è difficilissimo recuperare, quindi avremo modo di rivedere Carica là tutta la regia. Ti carica là.
deciso questa gara, tra virgolette, basta il fatto della partita della categoria tedesca, e qui vanno sulla linea di partenza 200 concorrenti, anche qui numeri altissimi, come molti categorie, è stato un crescendo continuo di concorrenti per quanto riguarda il cross. Questa tradizionale apertura del cross regionale è sempre molto frequentata. Per quanto riguarda la categoria cadetti, non è anche possibile protagonista di questa gara. La categoria dei vincitori campioni regionali potrebbero essere tra i protagonisti. Allora ragazzi, un passo indietro, passare dietro la linea per favore. Il starter è già in postazione. Passo indietro ragazzi. Ai vostri posti. Vai Luca, tutta! Sai che hai perso? Siamo all'arrivo, conclusione con Gudab, applausi del pubblico. Sofian Gudabi va a vincere davanti a Giovanni Lazzaro che è il mondo del 5 Marcella, poi viene al terzo posto con il 75 Francesco Cao della vittoria atletica, e poi arriva anche il portacolori Valerio Leonardoni del Sandria davanti al gioco di squadra Luca Martirato. Questi sono i primi arrivi. Conclude la gara anche Christian Daroldo dell'Unione Atletica, e arriva il 112 con un grande sprint finale sia Santarelli del gruppo di Bassano. Grande avviso nella finale di gara. Sono molto più compatti gli arrivi, Brustone che si è notevolmente allungato, e mentre va a concludere la gara della categoria tedeschi, in cui abbiamo visto la vittoria di Sofian Gudabi della squadra Valdo di Adene davanti a Giovanni Lazzaro della Quinta Marcella, poi Francesco Cao. Queste sono le prime indicazioni anche a beneficio del sistema tecnico regionale, che poi dovrà selezionare i concorrenti che dovranno partecipare alla gara del 10-11 marzo. Ciao! Torino per i campionati italiani, 9-10 marzo, Venaria Reale, nel parco di Venaria Reale, sono bellissimi, attraverso la festa nazionale del cross, dove parteciperanno qualificati, i concorrenti, quindi il comitato regionale Veneto dovrà allestire una formazione più competitiva possibile, seguendo le indicazioni che saranno preparate, quindi di
e la quella e anche dalla testa del cross del tremato di Bassani. Mentre continuano gli arrivi, stanno preparando le concorrenti della categoria allievi. Categoria allieve che verrà al via una cinquantina di concorrenti, anche qui diciamo, non è un record, è una buona dato tecnico, un buon dato perché la categoria allieve di solito è quella che soffre di più dell'abbandono della categoria cadette, e quindi una cinquantina di concorrenti al via è una cifra piuttosto interessante. Andiamo a vedere il protagonista di questa gara, con numerosi concorrenti che potrebbero ambire a buoni talenti. Allora ragazzi, un passo indietro, dietro la linea che sta arrivando lo starter. La salva. Ed è partita anche la gara della categoria allieve. 2 giri grandi del percorso. Eccolo l'arrivo, Francesca Dalla Pozza, applausi per lei. Marta Durante, eccola in seconda posizione, e anche Martina Faggin, Durante Fontano, Faggin Vis Abano. Ottima gara di Anita Francis della Atletica Vicentina, che va a conquistarsi un'ottima quarta piazza. Tanto invito tutti i concorrenti che sono entrati ad uscire per rientrare dal cancelletto, altrimenti non figureranno partenti. E vediamo come andrà a finire per il quinto e sesto posto tra Martina Lucchini e la compagna Carcano. È Lucchini che la spunta davanti ad Agnese Carcano, poi Letizia Fontanive e poi Sara Luise. Viene a concludere anche la portacolori della Insieme Verona Pozzani, che tenta di resistere al ritorno di Camilla Padalino della Visavano. Pozzani Padalino, poi conclude anche Chiara Facchin. 5 giri grandi del percorso per i concorrenti della gara senior assoluta. Invito i concorrenti a portarsi dietro la linea perché lo starter è già pronto in postazione. Concorrenti categoria assoluta dietro la linea, per cortesia. Ai vostri posti. È partita la gara. Partita la gara che avremo modo di seguire in modo completo. 10 giri del percorso, una gara che durerà intorno ai 40 minuti. 5 giri grandi del percorso, pardon, 10 km. E l'applauso è per Simone Gobbo, Treviso Atletica. Mi scuso con lui per averlo scambiato di persona all'inizio della gara, ed è lui il dominatore assoluto. Sembra poter resistere in seconda posizione Luca Salone, ha ancora energie per cambiare ritmo in questo finale di gara. Luca Salone della Biotecna Marconna, eccolo, in bocca in questo momento il rettilineo finale, Luca Salone. Bella, bella. Ottima gara anche di Leonardo Peletto, Mogliano. E arriva il giovane, direi un applauso grande per Michele Sirbu. Entra nella categoria promesse con questa ottima quarta piazza. Michele Sirbu. Atletica provincia di Vicenza. Scusa, posso dire a te? Sei il chip che mi sono ritirato e mi ha mandato qua loro. Segreteria.
E lo sprint di uno splendido Daniel Turco che va a precedere nel finale un ottimo Mattia Guglielmi. Applauso anche per Ole Tonet, il Treviso. Venezia Thunder, Atletica Murano. Ottima impressione ha destato anche Gabriele Bacchion della Tornado, che va a concludere in questo momento la gara davanti a Francesco Duca Abbiamo rappresentato e contenendo il ritorno di Pietro Sartore. Atletica Murano in prima. Arriva anche Filippo Barizza e Isabella Pozzo, precede il veronese Alessandro Romani dell'Expandia. nazionale Orbita De Poli. Con numero 40 conclude la gara anche Federico Pagotto della Cico Ultralight. 18. Grande sprint di Mattia Stival che va ad insidiare Matteo Boriero della Vicentina. Andiamo con la categoria campionato di nazionale cadetti. Conclude anche il numero 52 Alvaro Zanoni, Robert Running Team. 21 atletica. Ed ecco l'arrivo del numero 11 Federico Polesana. Federico Polesana, Anatletica Feltre. Seconda posizione. CSI Atletica. Conclude anche Matteo Penazzato dell'Atletica Riviera del Brenta. E gran finale per Davide Bedini dell'Atletica San Biagio. Poi vedremo il fratello nella categoria allievi. Il numero 37 va a concludere anche Lodovico Favero dell'Atletica Ponzano. E al primo posto con 233 punti si classifica Ancora una maglia dell'Expandia. Atletica insieme Verona. Si tratta di Nicolò Olivo che a sua volta precede Davide Dalla Palma. Alle spalle di Dalla Palma con numero 51 c'è Eros Botter che va a regolare Alberto Dal Sasso. Ancora un arrivo Diego Bau con la nuova maglia dell'Atletica San Biagio, nuova per lui. 67 arriva Sebastiano Gavasso dell'Atletica Vicentina. I concorrenti che tra poco partiranno dovranno percorrere 5.000 metri, quindi un giro piccolo più 2 giri grandi. Starter che si sta avvicinando, invito tutti a fare un passo indietro dietro la linea. E puntualissimo arriva lo sparo, parte la gara. Junior donne, allievi, 5 km, un giro piccolo e poi i 2 giri grandi. Niccolò Bedini, applausi per lui che ha dimostrato sul campo di essere il più forte. Niccolò Bedini viene a concludere ancora in splendida azione, ma vediamo anche Nicola Cristofori. Ottima anche la sua gara, viene a conquistare un'ottima seconda piazza. E vediamo la lotta tra Beaili Roveri e Lothar Bezzon per la conquista della terza posizione. Vediamo come finirà. Grande e lungo di Beaili Roveri che va a conquistare quindi la terza piazza. Ottima anche la gara di Lothar Bezzon del Cus Padova. Ci aspetta l'anno prossimo. Ora sta arrivando un'altra coppia con Andrea Zamperetti dell'Atletica Vicentina che sprinta e va a conquistare un'ottima posizione ai danni di Luca Coldebella. Conclude ora anche Francesco Serpelloni dell'Expandia Atletica davanti
a Luca Bettini della Mogliano e poi Pablo Capelletto che va a regolare Ali Shakir. Abbiamo visto quindi la nuova versione di Nicola Bedini che ricordo bene nella gara dello scorso anno giustamente si lamentò per non essere stato citato tra i possibili protagonisti e oggi ha dimostrato di essere il protagonista assoluto nonostante un ottimo Nicola Cristofori della Atletica Vicentina. Lui si è imposto con notevole distacco. E attenzione, vediamo che Margherita De Mattia ha allungato nei confronti di Giada Michelin e va a conquistare la vittoria. Margherita De Mattia, Atletica Mogliano. Margherita De Mattia, poi vediamo l'arrivo di Giada Michelin, Ponzano in seconda posizione. Vediamo chi andrà a conquistare la terza piazza, vediamo ancora in terza posizione ancora una maglia dell'Atletica Ponzano, potrebbe essere quella di Miriam Sartor, vediamo se è lei. È proprio Miriam Sartor che va a conquistare la terza piazza, applausi anche per lei. Fino agli arrivi arriva anche Nicola Pernecchi, atleta di Galliera che gareggia per la Risavano, e arriva anche Michela Moretton, ancora Atletica Ponzano. Allora un passo dietro la linea ragazzi e ragazze e lo starter è pronto. Dai Agnese, dai Quagliotto! Vai 7 chilometri per queste due categorie in gara. La maglia, il longilineo Lorenzo Lazzaro della Sindustria al comando, insieme a lui dovrebbe essere Alberto Frigo se non vedo male. Lo sprint in questo finale di gara con Abel Campeol che sembra averne di più ed è lui che va a tagliare il traguardo per primo. Abel Campeol, Silca Ultralight, Vittorio Veneto, davanti a un ottimo Marco Fontana Granotto, tenace, coriaceo, ha risposto colpo su colpo fino alla fine. Grande gara in rimonta di Lorenzo Lazzaro, Asindustria Padova, viene a conquistare la terza piazza e ne è felicissimo. Leonardo Ruffo, anche lui una grande gara per il Cus Padova, al primo anno della categoria juniores, già un ottimo quarto posto per lui. Bravo Marco! E il primo Ruben Deola ad imboccare il rettilineo di questo terzetto, va a conquistare la quarta piazza e alle sue spalle con numero 521 c'è Filippo Pradella della Silca Ultralight Vittorio Veneto che va a precedere Simone Masetto della Vittorio Atletica. Arriva anche Emanuele Frasson della Nevi e va a precedere Alberto Frigo della Ventegodi. Ed ecco anche l'arrivo per Marco Bonan della Anatletica Feltre. Saluto Doraemon, figlio di Pavin, grande rugbista, soprannominato Doraemon, il drago nero. Arriva anche Nicolas Loss della Anatletica Feltre che conclude la sua fatica. Ed è questo che sta arrivando è Raffaele Tezza dell'Atletica Longarone. Ottima gara per il portacolori dell'Atletica Longarone.
arriva anche Enrico Lorenzon, atletica Ponzano. Quello che sta imboccando il rettilineo in questo momento con numero 522 è Anas Fattah. C'è ancora una macchina E c'è lo all'interno sprint, dello stadio da spostare. vediamo chi la spunta il 508, Mattia Scoppella davanti a Leonardo Lazzarini, Una macchina ancora mentre da vediamo che spostare sta dentro lo stadio. arrivando verso il traguardo Ilaria Bonetto e c'è un gran finale di Giovanna Ricotta che si è portata in seconda posizione e va alla caccia Avanti di ragazzi, Ilaria avanti, avanti, che vi Bonetto. arrivano addosso. State Sonia pazienza. Lopez in terza posizione, Avanti, Eva avanti. Feletto in quarta. Carbossa Renato qui al 100, al pronto. Carbossa Renato atteso qui al service. Poco più di 100 metri è la conclusione per Ilaria Bonetto che trionfa in questa prima gara di cross regionale con la maglia della sua maglia storica, da sempre vestito la maglia del gruppo atletico Bassano. Ed eccola, Ilaria Bonetto, applausi per lei. E grande gara di Giovanna Ricotta del Bosca Amy Runners, gara in progressione e gran finale, va a precedere la compagna di squadra Sonia Lopez Consensao e poi Eva Feletto della Vittoria Atletica. Ottima la sua gara, si porta verso il traguardo anche Eleonora Lott dell'Atletica Ponzano. Cazzo! Vedi che abbiamo la telecamera. Anche Massimiliano Paris della Vittoria Atletica conclude la sua gara davanti a Cristian Vergerio della La Piave 2000 e arriva anche la portatore del Ponzano Agnese Tozzato a concludere. Quello che sta arrivando Alberto Gava dell'Atletica Ponzano e alle sue spalle c'è Diana Bonatillate del Bus Padova. Ecco l'arrivo di Sofia Giobelli della Bentegodi e alle sue spalle arriva anche Elisa Gullo della Quantin di Ponte nelle Alpi, Alto in Plus quest'anno.